Bene, allora iniziamo la seconda parte del convegno del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche e iniziamo con Oscar De Zorzi, il quale ha lavorato per un istituto di credito, è stato fra i soci fondatori del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, studioso e ricercatore di storia locale, ha iniziato a pubblicare nel 1981 e ad oggi al suo attivo numerose monografie, di cui l'ultima sulla vita artistica, religiosa, sociale ed economica di Serravalle tra 500 e 600. Oscar De Zorzi è autore di diversi articoli, alcuni di questi pubblicati negli atti del circolo stesso. Chiamo quindi Oscar De Zorzi, che ci parlerà di Simon dei Faveri, vita di un bottegaio nella Serravalle, della prima metà del Seicento. Prego. Ben ritrovati tutti quanti, comprese quelle persone che magari questa mattina non c'erano. Ringrazio la moderatrice del cappello che ha fatto sulla mia persona. Per quanto riguarda l'argomento che vado a trattare adesso, questo personaggio, questo Simon dei Faveri, rispetto agli argomenti trattati questa mattina, potrebbe essere definito un bel parvenu di Serravalle. C'è una persona modestissima, una persona che ha lavorato, si è fatto un discreto censo, ha brigato nella sua vita e che io ho incontrato mentre facevo indagini d'archivio, l'archivio di Stato di Treviso nella maggior parte, per preparare la pubblicazione che è stata appena menzionata, l'ultima, sulla vita artistica, religiosa, sociale e economica di Serravalle tra 500 e 700. L'ho incontrato mentre preparavo lo studio sul pittore Francesco Mateazzi e trovandolo più volte incastrato con il pittore e poi verificando altre filze di altri notai, ho ricostruito per sommi capi o quasi quella che è la sua vita a Serravalle. Simon dei Faveri era un oriundo dell'Ampezzano e si è trasferito per tempo a Serravalle, figlio di Nicolò dei Faveri d'Ampezzo, territorio alpino della Casa d'Austria. Si è trasferito per tempo a Serravalle all'inizio del Seicento e inizialmente alle dipendenze dei conti Cesana di Serravalle, che avevano beni anche nell'Ampezzano, tra l'altro. Le prime notizie certe sulla sua permanenza a Serravalle sono una carta dotale, la carta dotale del gennaio del 1617, quando lui intende sposare Madonna Mazorana, figliola del Missier Simon del Pago, oppure Simon al Pago, meglio, un locativo che non serve neanche dire la provenienza di questa persona. È una carta dotale molto lunga, molto variegata e oltre a una somma di 300 ducati, una bella somma di 300 ducati che la famiglia della futura nubenda mette a disposizione del futuro marito, in beni mobili, immobili ed altre cose, c'è una particolarità che il futuro suocero, Simon del Pago, pretende che Simon dei Faveri vada ad abitare nella casa del suocero per la durata di 10 anni e soprattutto costituisca una società di mercanzia e traffichi che faranno assieme.
ovviamente dai documenti che io ho visto Simone dei Fabbri accetta, probabilmente gli conviene fare questo, altrimenti non l'avrebbe fatto. 300 ducati di dote e più anche una società con un apporto di capitali, sostanze e clientela da parte del futuro suocero lo inducono ad accettare. Credo ci sia stato di mezzo anche l'innamoramento verso la futura moglie. Da qui si dipana una serie di operazioni anche immobiliari che i due fanno a Serravalle, operazioni immobiliari che sono tutto sommato, anzi senza tutto sommato, sono tutti gli effetti delle operazioni di prestito bancario. Voi sapete che le banche non esistevano, per cui chi aveva disponibilità finanziarie, più finanziarie che economiche, cioè aveva denaro contante, prestava ad altri delle somme richieste e il debitore dava, diremo con termini assolutamente moderni, l'ipoteca su un bene immobile, un campo, la casa, dei terreni, a tutela del credito erogato dalla banca, tra virgolette, con la possibilità di recuperare il bene dato in garanzia in ipoteca. Veniva stipulato subito alla fine dell'atto in un determinato numero di anni, con determinate rate, con il pagamento delle spese notarili e del pro o l'affitto, che era nient'altro che l'interesse che veniva pagato sulla somma erogata. È da sottolineare che questo tipo di operazione creditizia non necessariamente colpiva per intero il bene dato in garanzia. Un bene poteva valere una somma, faccio un esempio, di 100 ducati e la somma richiesta fosse molto mediamente o uguale a 100 ducati. Nel caso fosse inferiore o mediamente inferiore ai 100 ducati, lo stesso bene poteva essere successivamente dato in futura ipoteca allo stesso erogatore del credito oppure a terze persone. Sostanzialmente funziona come funziona adesso un istituto di credito ordinario, né più né meno. E così veniamo a vedere che tra il 1617 e il 1627 i due soci, suocero e genero, cominciano a comprare con diritto di riscatto delle case, una in via Piai. Mi sono dimenticato di dire che il suocero abitava in Borgo Piai a Serravalle. Un'operazione ad esempio fatta proprio per una casa affiancata a quella del suocero Simone Albago avrà un iter di recupero da parte del debitore che arriverà fino al 1620, quando nel 1617 era stata fatta l'operazione di erogazione del credito contro garanzia ipotecaria. Nulla di straordinario di quanto si faceva in ogni città o in ogni luogo o in ogni villa sotto il dominio veneziano, per parlare semplicemente del dominio veneziano. Quindi ripeto ancora una volta che questo personaggio è un parvenu qualsiasi nel quale mi sono incontrato, me ne sono, non dico innamorato, ma simpatizzato e ho voluto farne una relazione. Le buone disponibilità in denaro contante di Simone dei Fabbri lo faranno anche fare analoghe operazioni in quel di Ceneta. Una ne farà con Francesco del Fussimone Braghini, una delle famiglie più importanti originarie delle Bergamasche, dal 400, dalla seconda metà del 400, giunti a Ceneda, in aperto contrasto più di una volta anche con il vescovo Leonardo Mocenigo, e una sorella di Francesco Braghino, tra l'altro, sposerà lo stesso l'artista, l'ho nominato questa mattina, Silvestro Arnosti da Ceneda. Come tutte le persone che in qualche maniera volevano far emergere, far evidenziare quel po' di censo non necessariamente nobili a Serravalle, anche Simone dei Fabbri si iscrive
alla scuola di Santa Maria dei Battuti di Serravalle, la potentissima fraglia dei Battuti di Serravalle, e nel 1622 sarà nominato gonfaloniere. Nel 1626, circa 9 anni dopo la carta totale, la promessa di matrimonio con Madonna Marzorana, la moglie è già morta, era già morta da circa un anno, e secondo le leggi veneziane c'è la restituzione a seconda se si sposa con il diritto canonico, non col diritto canonico, con le leggi della Marca Trevisana o della diocesi di Ceneda, c'è la restituzione di metà non essendoci figli, c'è la restituzione di metà della dote oppure dell'intera dote. In questo caso, essendosi sposati con la legge, con le norme della diocesi di Ceneda, il Simone dei Faveri è obbligato a restituire metà della dote che aveva ricevuta dal suocero, da Simone dei Faveri. Anche qui un lunghissimo documento in cui sembra che all'inizio la società, che doveva durare 10 anni, venga sciolta, ognuno vada per la propria strada, poi forse anche, questo ovviamente nell'atto ufficiale non può essere detto, per intercessione di qualche amico comune o anche del notaio stesso, Simone Albago, che è il suocero, decide di non rinunciare, decide di non sciogliere la società e di continuare l'attività assieme al genero, insomma, a tutti gli effetti comunque è ancora suo genere. Ma Simone dei Faveri a questo punto, pur accettando, stabilisce, per quanto ovvio, che va bene, continuiamo la nostra attività, dividiamo utili, crediti, spese ed altro assieme il 50%, ma quello che ho, dice Lampezzano, l'oriundo Lampezzano, quello che ho di altre attività, e ne ha 2 a Serravalle, con Stefano Stringaro, uno era una beccaria, quindi una macelleria, insomma, una cosa, la definirei così, insomma, e l'altra è una mercanzia dei vini, cioè compravano e vendevano vini. Dobbiamo ricordare, ma lo sappiamo tutti, che Serravalle, punto di arrivo dalla montagna, dal Bellunese, dal Cadore e dalle terre di madrelingua tedesca del Tirolo, attraverso la via d'Alemagna, la strada regia, poi via d'Alemagna, i mercanti tedeschi si fermavano, ritornando da Venezia, compravano vino, soprattutto Conegliano, che era migliore di quello di Serravalle, ma anche Serravalle e Ceneda facevano di buoni vini, e ripartivano verso le terre, verso le loro terre. E quindi lui mette bene in chiaro che tutto quello che io ho, queste 2 attività che non c'entrano nulla, assolutamente nulla con mio suocero, tutto questo non riguarda assolutamente il patto che decidono insieme di portare avanti per ancora alcuni anni. Seguono una serie, questa volta da solo, di operazioni fatte da Simone dei Faveri. Ne fa 4-5 con la famiglia del Bo, di Olarigo, famiglia quantomeno quattrocentesca. I primi documenti li ho trovati nei primi del 400, metà del 400, e che poi si espandono, dei rami vanno anche a Rindola e rimangono comunque nel Serravallese, e sono tutte operazioni finanziarie di prestito di denaro ad interesse contro garanzia pignoratizia o ipotecaria di beni, più che altro ipotecaria di beni immobili. Abbiamo poi un documento interessante che stabilisce qual era l'attività che faceva con il suocero, con Simone Albago. Va detto, e adesso fino ad ora non l'ho detto, che era comunque un negozio della grassa. Allora qui all'inizio
sono stato un po' nel panico, perché Grassa, il dialetto veneto, diciamo da vari studiosi del dialetto, cito Boelio, cito Zanetti, cito il dizionario del dottor Tommasi sulle righe, Grassa sono le feci degli animali, insomma, diciamo delle mucche, no? No, è possibile che questi facciano così. E leggendo una nota del libro dell'amico Maurizio Luccheschi sulla sua famiglia, lui dice che Grassa è il pizzicagnolo, è chi commercia in carne. Infatti, un documento del 30 maggio 1630, erogato nella bottega di Messer Simon di Fabri, 30 maggio 1630, c'è una sentenza volontaria in cui Benvenuto Taffarel e suo figlio Guido accettano questo obbligo di fornire in un determinato tempo unto sottile, cioè burro, libre 200 a soldi 12 la libra, e formaggio vaccino, che sarebbe scritto vacchino ma lo traduco in italiano vaccino, 300 libre a soldi 8 la libra. Quindi sono arrivato a comprendere che questo negozio di pizzicagnolo vendeva carne di maiale sotto vari tipi, prosciutti eccetera, e in più aveva il commercio di formaggi, di burro, quindi una sorta di bottega di pizzicagnolo, insomma, di quel periodo, niente di più, niente di meno. Ho messo in una nota molto lunga di quel periodo proprio, di qualche anno dopo, quando lui secondo me stava per morire, una controversia nel 1638 tra il maggior consiglio, il minor consiglio e il podestà e i commercianti di Serravalle, i quali non accettavano assolutamente il prezzo loro imposto maggiorato nella vendita di prodotti alimentari. E alla fine si addiviene ad una sorta di compromesso, e anche qua c'è un panorama di quello che vendeva una bottega. Vendevano candele di sevo buono, sevo è il grasso, insomma, animale, no? Ecco. Formaggio di pecora, pecorino buono, o di Valmenera, quindi andavano a prenderlo su in Valmenera in Consiglio, formaggio di pecora sano, formaggio di pecora fresco, formaggio di armenta vecchio buono, formaggio di armenta fresco di un altro tipo, smalzo cotto, smalzo crudo, lardo vecchio, prosciutto senza osso, e formaggio d'armenta vecchio ordinario, soppressa e saladi, e viene stabilita per libra un nuovo calmiere, un nuovo mercuriale. Pare di capire che questa persona, un po' silenziosamente, abbia continuato a fare i suoi lavori, i suoi traffici, perché negli anni a venire, prima di risposarsi, come diremo adesso, lui continua a prestare soldi a persone, a Cappella, a Fregona, con la garanzia sempre ipotecaria del terreno o di una casa. Finché nel 1630, il 1° settembre del 1630, Simone dei Fabbri si risposa con Giovannetta, una vedova di Giovanni Girolamo Montebelluna, famiglia benestante di Serravalle, che aveva dato dei notai con un censo particolarmente ricco, e si trattò di un'unione tra due persone in età matura. Infatti la moglie era ricca di suo, aveva particolari disponibilità sia patrimoniali che economiche, e ciò traspare anche dal testamento della seconda moglie, che lei dettò al notaio Niccolò Marsoni il 23 maggio 1631. Lei praticamente, io lo riporto integralmente, mi dispenso dalla lettura, lascia padrone e usufruttuario finché morte non li riunisca Simone dei Fabbri, però
con l'impegno di seguire, di mantenere e di dotare le 3 figlie che aveva avuto dal primo marito, dal Montebelluna. Se tutto ciò non sarebbe avvenuto, tutto quanto sarebbe andato al figlio di primo letto, Poligretto Montebelluna. Il testamento è del 23 maggio 1631, il 13 settembre, poco più di un anno dopo, un anno e mezzo dopo, 1632, Zanetta, moglie di Messer Simone dei Fabbri d'Ampezzo, finirà i suoi giorni terreni e verrà sepolta nel cimitero della Pieve il giorno dopo. Simone dei Fabbri sopravvive la moglie 10-12 anni e poi muore anche lui. La morte infatti lo coglie il 4 gennaio 1643. È la data in cui il podestà di Serravalle avvise Corner, su istanza di Priamo Filomena, tutore dell'eredità del fu Giovanni Girolamo Montebelluna, primo marito appunto di Giovannetta, presenta crediti e debiti del morto per l'inventario, la tacitazione dei creditori e la dispensa agli eredi degli aventi causa. Si desume, non l'ho trovato ma credo sia così, che lui sia morto senza testamento. Non aveva figli, per cui tutto quello che era di suo, che rimaneva, doveva essere dato ai parenti. Ecco, una cosa particolare è che il patrimonio è tutto bloccato in attesa che il notaio Rocco Laurenti, in una documentazione fitta di una ventina di pagine che si trova all'Archivio di Stato di Treviso, non stabilisca tutti meticolosamente chi doveva avere e chi doveva ricevere. Nel frattempo, il 4 gennaio, lo stesso giorno in cui viene annunciata la morte di Simone dei Fabbri, si presenta allo sospetto sempre del podestà Alvise Corner Francesco Mateazzi, il pittore di cui vi dicevo prima, insieme a Oliviero Ferrara, lo spadaio. Entrambi avevano sposato, chi ha avuto la voglia di prendere il libro che ho scritto lo vedrà, lo capirà, avevano sposato una componente della famiglia D'Altio. I due si erano sposati con una componente della famiglia D'Altio e chiedono al podestà di poter anticipare delle somme rimaste di Simone dei Fabbri, i soldi per il funerale e la tumulazione, e il podestà consente a che ciò venga fatto. Quindi, leggendo appunto tutto questo atto documentario di Rocco Laurenti, del notaio Rocco Laurenti di Serravalle, si portano a Serravalle tutti i parenti prossimi di Simone dei Fabbri da Lampezzana, e ci sono tutte le fedi di sanità, le fedi del parroco di Cortina d'Ampezzo, che stabiliscono sorella, cognati, eccetera, tutti quelli che potevano adire alla sostanza di Simone dei Fabbri. Anche questo lo potrete leggere all'interno della relazione. E il 24 marzo Francesco Mateazzi, il pittore, presenta il conto, gli dice di aver speso 38 lire e a distanza di 2 giorni, su designazione del podestà, cominciano a essere legittimati i creditori del defunto. Per primi Giambattista Sanfior, Francesco Mateazzi, Antonio Cortenova e Zuane Maria Cattel, previo il loro giuramento di essere creditori, siccome hanno dichiarato in processo. Come viene tacitato, ve lo leggo brevemente, il credito di Francesco Mateazzi, non in denaro, ma in roba, in beni mobili. E il 28 aprile 1643 gli vengono assegnati un bazzino piccolo, 6 fondiolli per dire 10, un paiarizzo, tutte cose minute, per raggiungere la somma di 38 euro. Cala così Sipario sul Simone dei Fabbri, un immigrato che come tanti altri contribuì
alle fortune di Serravalle. Grazie.